Qual è secondo voi l'equilibrio tra la follia e la vita reale? È la moda? Una dimensione astratta e tangibile allo stesso tempo, che ti permette di evadere dalla realtà della vita quotidiana. Ti fa sognare, ti fa creare, ti fa sperare e soprattutto fa unire le culture di tutto il mondo in un unico applauso. In tour da 12 anni, Miss Venice Beach cerca colei che rappresenterà tutto questo, unica, inimitabile, irraggiungibile, come Venezia, la vera perla dell'Adriatico. Siete pronti per la 12ª edizione, prima tappa di selezione? Finalmente siamo tornati in questa bellissima piazza Milano che ci ha accolto 12 anni fa. Miss Venice Beach non è soltanto bellezza, ma è anche sapore e bontà delle nostre località balneari abbinate alle attività del territorio. Questa gara Padri, complimenti Geyser, grazie mille. Come ogni anno, anche in questa 12ª edizione, Miss Venice Beach promuove non solo la bellezza delle ragazze, ma anche la bellezza del territorio. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long. It's sleeping too long. Qui in diretta dal Lido di Venezia al Blue Moon.
Simone Polpastrello. Alessia Gagliani! Buonasera pubblico di Bibbione, un applauso! Bel applauso. E arriva in semifinale la numero 13, Arianna Pivaliere. La numero 12, Liam Bashi. La numero 11, Mirella Cerotto. La numero 10, Elena Pugonis. Invitiamo tutto il pubblico a venire qui in Piazzale Europa perché inizia lo spettacolo di Miss Venice Beach. Gianluca, facciamogli un bel applauso. Martina Saltorato. Sara Fortita. Elena Cavazzina. Elena Botta. Le sfide sono ciò che rendono la vita interessante, superarle è ciò che le dà significato. Allora, mie care miss, siete pronte? Che la sfida abbia inizio. Siete voi le artefici del vostro destino.